dell'ex fidanzata si toglie la vita, la tragedia a Campo Nogara. La vittima Tania Terrin, 39 anni, sarebbe stata strangolata la sera di Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, di 43. L'uomo si è imbiccato nella sua casa di Dolo. Indagini in corso, i vicini di casa riferiscono di una storia violenta. Tania viveva nel terrore, dicono. L'uomo era già stato ammonito dalla questura. 4 mesi fa aveva tentato di soffocarla. Dopo la paura di ieri sera alla Gazzera in via Etruria, avviate le verifiche di agibilità a seguito del rogo che ha devastato il garage e annerito la palazzina. Marinaio ACTV pestato nel weekend di Ferragosto, l'affondo di Alberto Cancian, sindacato USB, provvedimenti e daspo seri contro il tifoso violento. Anche Scorsese con Pederobba e Onigo in lutto per la scomparsa di Don Lino Bertollo, vittima di un incidente stradale ieri sulla Feltrina. Originario di Casone di Mussolente, era stato parroco anche nella provincia di Venezia. Ascolti estate record per Media Nord-Est. A luglio oltre 1 milione di telespettatori sintonizzati sulle nostre emittenti. Antenna 3 si conferma prima televisione locale d'Italia con 475.000 ascoltatori. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Venezia di Antenna 3. Tania Terrin, un'altra donna uccisa dall'ex fidanzato che poi si è tolto la vita. È successo a Campo Nogara. Una vicina della vittima racconta, lei aveva paura. A me ha colpito, ma vabbè, all'inizio sono tutti carini e buoni e poi mi ha detto me lo ritrovo spesso qui sotto. Quindi, vabbè, no, lei aveva paura. Tragedia. Io sono sconvolta. Tania Terrin viveva nella paura. A raccontarlo è una vicina di casa ancora sotto shock per la morte della 39enne originaria di Vigonovo, dove tuttora vive la mamma, trovata nella sua abitazione di via Venezia a Campo Nogara, dove si era trasferita da qualche tempo. L'ex compagno Dino Keber, di 43 anni, l'avrebbe strangolata sabato sera, poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi una volta rientrato nella sua abitazione di Dolo. Sarebbe accaduto intorno alle 23, ma sembra che nessuno dei vicini abbia sentito nulla. Io sono stata a casa tutto il sacrosanto giorno, sabato, tutto il giorno, notte inclusa, e non ho sentito niente. Io sicuramente non ho aperto. O è entrato con qualcuno o gli ha aperto lei. Lei aveva paura, però chissà in che modo è riuscito, perché era una persona molto buona, Tania. Quello che è certo è che Tania fosse spaventata dal suo assassino. Ad aprile Keber, già noto alle forze dell'ordine, sembra che avesse tentato di strangolarla, motivo per cui la 39enne aveva presentato querela ai carabinieri insieme ad un certificato medico. Poi a giugno il questore aveva emesso un ammonimento nei confronti del 43enne. Ma per Tania, una persona molto riservata, non era sufficiente perché, come racconta la vicina, lui continuava a perseguitarla. Aveva anche chiesto nella chat di condominio di non aprirgli per nessun motivo se si fosse presentato. Lei non scriveva mai nel gruppo, mai. Infatti quella volta là abbiamo detto Madonna, cosa è successo, che non scrive mai lei. E per quello che poi io sono andata privatamente a chiederglielo. Aveva detto me lo trovo spesso sotto casa. Quindi qui? Sì. Voi però non lo vedevate? No, infatti io giorni successivi sono stata molto attenta, ho detto aspetta che vedo, se lo vedo, che lo vede, cioè sto là a vedere se ci sono macchine diverse rispetto alle nostre, cioè insomma. E secondo me non si sentiva protetta perché diceva me lo ritrovo qua. Per Tania era anche stata predisposta una forma di vigilanza attraverso il passaggio delle auto dei carabinieri, ma nonostante questo Keber è riuscito a entrare in casa. La porta dell'abitazione, a quanto emerge, non presentava però segni di effrazione. I carabinieri sono arrivati il giorno seguente. Ho sentito scampanellare ieri alle 23 e qualcosa e sinceramente ho preso paura e l'ho scritto subito, perché sapendo la situazione l'ho scritto e infatti c'è ancora il mio messaggio, ovviamente non letto, dove l'ho scritto: Tania, ho sentito scampanellare al tuo citofono, tutto a posto? Chiaramente non ho lettura, non ho niente, perché all'ultimo accesso sabato precedente, poi ho percepito che c'erano già i carabinieri, quindi io non sono... Erano loro che scampanellavano per farsi aprire. Ora gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna e chiarire la dinamica dell'omicidio. Il cordoglio del sindaco di Campo Nogara. Non vivevano assieme, molto probabilmente si erano rincontrati e poi è finita in tragedia. L'ennesimo femminicidio è diventata ormai ogni giorno, sì.
si apprendono questo tipo di notizie e c'è molto rammarico, soprattutto quando si tratta di giovani. Abbiamo sentito la prima reazione, il sconforto del sindaco di Camponogara. Ora ascoltiamo anche quello che ha detto Gianluigi Naletto, primo cittadino di Dolo. Il comune di Dolo o i servizi sociali erano a conoscenza delle denunce precedenti e della pericolosità del soggetto che risiedeva nel suo territorio, sindaco? Ma io devo dire che ho fatto una verifica e non era conosciuto il soggetto e non escludo però che fosse stata nota, ecco, questa vicenda all'ufficio stesso, però non era a nostro carico, non era preso in carico meglio da noi la situazione, ecco. Forse anche complice il fatto che la signora fosse residente in un altro comune, ma quello che lascia un po' tutti con tanta sofferenza è il fatto che almeno nel vicinato nulla lasciava presagire, almeno all'esterno, ecco, una vicenda così drammatica, così anche che segna e che ha segnato poi, ecco, un epilogo tragico. E sull'omicidio di Tania Terrini è arrivata anche una dichiarazione di Luca Martello, sindaco di Vigonovo, il paese di Giulia Cecchettin. Non possiamo ignorare ancora una volta una donna che ha perso la vita per mano di un uomo, scrive il sindaco. Anche Tania, quanto emerge, aveva già chiesto aiuto e denunciato una situazione che la preoccupava. Nessun dolore può assomigliarsi, ma la risposta, scrive ancora Martello, non può che essere un ulteriore impegno ed attenzione per saper evolvere su una piaga che continua a mietere vittime innocenti. Momenti di forte apprensione si sono vissuti a Mestre, dove un'anziana signora era diventata improvvisamente irreperibile nel corso della mattinata, facendo scattare un imponente dispiegamento di forze dell'ordine e operatori d'emergenza. La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente tra le vie Umbria e Milanese a Mestre quando l'anziana, che avrebbe dovuto recarsi in ospedale, ha smesso di dare notizie di sé, non rispondendo né alle chiamate sul telefono di casa né ai ripetuti rintocchi del citofono. L'assenza di risposte ha fatto temere il peggio, mobilitando immediatamente l'intera rete di protezione cittadina. Imponente lo spiegamento di forze scese in campo, l'intervento ha richiesto il coordinamento di diverse strutture di soccorso e sicurezza del territorio. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente con una squadra operativa e persino con l'ausilio dell'autoscala per raggiungere dall'esterno il balcone dell'appartamento al secondo piano, presenti sul posto con il personale medico pronto a prestare le eventuali prime cure sanitarie d'urgenza non appena stabilito il contatto con l'anziana. La polizia locale accorsa con ben 3 auto per gestire la viabilità lungo la frequentata via Milanese e coordinare in sicurezza le operazioni di soccorso intorno all'abitazione. La mobilitazione si è conclusa con le verifiche del caso per accertarsi che la signora stesse bene e per superare la situazione di stallo e apprensione che si era venuta a creare. Ed è stato trovato senza vita un 68enne di Pianiga, cercatore di funghi disperso da questa mattina nell'area attorno al rifugio Migona, dove aveva parcheggiato prima di allontanarsi a piedi. L'allarme era stato lanciato dalla moglie attorno a 12:15, poiché non l'aveva più visto rientrare né sentito dopo l'ultimo contatto che era avvenuto alle 10:30, quando il marito le aveva detto di non sapere dove
si trovava. Il cellulare aveva poi continuato a suonare sempre libero, senza risposta, finché non si era probabilmente scaricato, risultando irraggiungibile. Oltre 60 persone del soccorso alpino hanno partecipato alle ricerche, che poi si sono concluse con il rinvenimento del corpo. Ed ora torniamo a Mestre. Dopo la paura di ieri sera alla Gazzera, in via Etruria, avviate le verifiche di agibilità per il rogo che ha devastato il garage e annerito la palazzina. Ecco quel che resta del garage posto all'angolo del Palazzo al Civico 24 di via Etruria alla Gazzera a Mestre, andato completamente distrutto a causa delle fiamme originatesi improvvisamente dall'auto parcheggiata all'interno e anch'essa ovviamente distrutta, che hanno generato rapidamente una densa colonna di fumo nero visibile in tutta la zona. Nonostante il forte spavento per i residenti costretti a evacuare temporaneamente gli appartamenti, il bilancio fortunatamente non registra alcun ferito né intossicato, ma i danni sì, e anche ben visibili. Il rogo ha causato danni ben visibili alla palazzina sovrastante, danneggiati gli infissi e i vetri degli appartamenti situati sopra il garage, con i tecnici e i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, che hanno dovuto fare subito delle verifiche per capire se il calore avesse indebolito il soffitto del garage e i pavimenti delle case al primo piano. Ed ora parliamo dell'aggressione a un dipendente, a un marinaio della CTV, avvenuta nel fine settimana di Ferragosto. L'affondo di Alberto Canciana del sindacato USB, provvedimenti ed ASPO seri contro il tifoso violento. Innanzitutto volevamo esprimere tutta la solidarietà e la vicinanza al lavoratore colpito da questo vile agguato da parte di un pseudo tifoso, perché quando si sta in forza, in branco, si diventa tutti più forti, si cerca sempre il più debole. Dopo il pestaggio del marinaio a CTV avvenuto a Sant'Elena da parte di un tifoso al termine della partita Venezia-Modena nel weekend di Ferragosto, che non aveva aggredito il fatto il marinaio avesse fatto passare avanti un padre con 2 bambini piccoli per evitare che venissero schiacciati dalla calca, e in tutta risposta il tifoso, pretendendo di salvare la fila, ha sferrato 2 violenti pugni in faccia al dipendente a CTV, causandogli una contusione alla mascella e la compromissione di un timpano. L'intervento del sindacalista ed ex comandante Alberto Cancian dell'USB e Lavoro Privato Venezia ribadisce il pieno sostegno ai lavoratori e rilancia l'allarme sulla mancanza di sicurezza a bordo dei mezzi CTV e su come la società Venezia Calcio con il prefetto debbano prendere immediati provvedimenti contro il tifoso violento, già identificato e denunciato dalle forze dell'ordine. In questo caso i più deboli sono sempre quelli che lavorano per offrire un servizio, oltretutto il servizio che era offerto proprio per quel tifoso per tornarsene a casa. Ecco, il Venezia in Serie A ma deve avere dei tifosi che lo meritano. Noi chiediamo che questo vile agguato venga perseguito al più presto, perché chi lavora fa un servizio, ripeto, alla comunità e deve uscire da casa tranquillo e tornarsene a casa tranquillo. Per Canciani i marinai sono l'ultimo anello debole di un sistema di trasporto allo stremo, costretti a subire la rabbia dei passeggeri senza alcuna protezione fisico-preventiva, specialmente nei momenti di massima calca. Chiediamo alla cittadinanza e alla popolazione di avere pazienza, di non prendersela con chi lavora, perché non è giusto. Perché non è assolutamente giusto, chi lavora deve essere rispettato. In questi casi qua chiediamo anche che la legge punisca severamente chi compie questi atti qua. Da parte dell'USB si chiede l'installazione della videosorveglianza su tutta la flotta e l'introduzione di personale di sicurezza dedicato a bordo. Roba è in lutto per l'improvvisa scomparsa del suo parroco, Don Lino Bertollo, vittima di un incidente stradale sulla Feltrina. Don Lino era stato parroco anche in provincia di Padova e a Scorzè. Siamo distrutti perché... È andato meglio, ho perso 2 fratelli. 2? È il papà della ragazza là a gennaio e adesso lui. Tutti e 2 più o meno problemi cardiaci, siamo
Siamo molto scossi, sì. Don Lino era buono, aveva tanti progetti, era amato e amava. Ecco. La commozione del fratello Fulvio, arrivato con la moglie Ivana alla chiesa di Santa Maria Immacolata e San Zenone di Onigo, rispecchia il cordoglio di tutta la comunità di Spresiano per l'improvvisa scomparsa di Don Lino Bertollo. Non dico niente perché sennò mi viene da piangere. Originario di Casoni di Mussolente, Don Lino ha perso la vita uscendo di strada mentre percorreva in auto la Feltrina tra le province di Treviso e Belluno, probabilmente a causa di un malore. Aveva 66 anni. Il suo segreto, secondo me, era che riusciva ad essere un amico di tutti. Il sorriso, la pacca sulla spalla, la battuta pronta, era di una simpatia unica e con questo conquistava anche i nostri giovani. Prima di arrivare a Pederobba e Onigo, Don Lino era stato parroco nel Padovano e nel Veneziano, ad Abbazia a Pisani, in comune di Villa del Conte e quindi a Scorzè, prima a Peseggia, poi a Gardigiano. Io insistevo tanto con lui che si prendesse qualche giorno di vacanza, però da quando è arrivato qua è sempre stato instancabile, ha fatto campi scuola con noi ragazzi, quindi ogni tanto ci scherzavo, gli dicevo dai, vai 2 o 3 giorni in montagna, perché alla fine i preti sono di tutti ma sono di nessuno e quindi sì, e lui mi aveva appena promesso poco prima di morire che sarebbe andato prossima settimana qualche giorno in vacanza. Federico Dalbello è un giovane consigliere comunale di Pederobba impegnato anche con l'Azione Cattolica Ragazzi, e lui a portare la fotografia di Don Lino davanti all'altare della chiesa di Onigo, dove alle 10 di giovedì si celebreranno i funerali. L'ultimo saluto a un parroco che era una presenza fondamentale per la comunità. Oggi la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Era sempre presente, lui non tralasciava nulla e nessuno. E in tanti ci chiedevamo dove trovasse la forza per andare avanti, però era lui la chiesa, era la sua passione, la sua comunità e lui voleva rimanere vicino a tutti. Come si va avanti adesso senza una figura come Don Lino? Adesso siamo attoniti e smarriti, sembrano parole fatte ma è l'atto di fatto, per cui niente, al momento siamo persi e con la preghiera ci stringiamo attorno alla famiglia di Don Lino e alla sua figura. Allora andiamo lungo il nostro litorale dove cresce il turismo all'aria aperta, in particolare a Cavallino Tre Porti c'è stato un vero e proprio un autentico boom di presenze. Qualche segno positivo in più, con la preferenza per un ambiente incontaminato ma curato, per la nostra spiaggia che degrada lentamente con le dune, ma anche con servizi d'accoglienza di vera eccellenza. Il turismo all'aria aperta a Cavallino Tre Porti non conosce confini, si allunga ben oltre luglio e agosto, confermando i dati diffusi dal comune da Assocamping. Tra il 2015 e il 2025 le presenze complessive sul litorale sono cresciute del 10,78%, ma il dato più rilevante fotografa l'esplosione della media nei mesi di maggio, giugno, settembre e ottobre, saliti del 44%. Quindi la soddisfazione è che gli investimenti che ci sono stati nel corso degli anni stanno producendo degli effetti molto buoni. Le spiagge quindi sono veramente molto gettonate. La marcia trionfale del comparto open air trova conferma nei dati raccolti tra aprile e luglio, sempre 2026, periodo in cui l'occupazione media si è attestata al 69%, trainata da un solido 90% registrato nel solo mese di luglio. Il motore principale del mercato si conferma la Germania, che da sola raccoglie oltre il 60% delle prenotazioni totali. Un aspetto importante di agosto è che c'è la manifestazione più importante di tutta l'estate, che è il Beach on Fire. Quest'anno l'appuntamento è il 29 agosto alle 10:30 su tutta la spiaggia di Cavallino Tre Porti, lo spettacolo pirotecnico più lungo del mondo. Nuovo record di ascolti per Media Nord-Est. A luglio oltre 1 milione i telespettatori che si sono sintonizzati sulle nostre emittenti. Antenne 3 si conferma la prima televisione locale d'Italia con 475.000 spettatori. Il gruppo Media Nord-Est è primo per ascolti medi.
È un'estate da record per le televisioni del gruppo Media Nord-Est, che anche a luglio hanno confermato uno straordinario successo di pubblico e la leadership assoluta in Italia. Media Nord-Est è primo network per ascolto medio certificato Auditel tra tutte le più importanti emittenti locali del paese, registrando anche oltre 1 milione di spettatori ogni giorno. Primo network con Antenna 3, sempre prima televisione locale d'Italia per ascolto medio, e che a luglio è stata scelta ogni giorno da oltre 475.000 telespettatori. Qui è già festa in bacino San Marco, come potete vedere alle nostre spalle le centinaia. Anche in questa estate 2026 la nostra informazione ha continuato a raccontare i fatti del territorio, la cronaca quotidiana e i grandi eventi come per la festa del Redentore, entrata grazie a Media Nord-Est nelle case di centinaia di migliaia di persone. Questa è la forza di un grande gruppo con le sue 5 emittenti: Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, TV12, Tele 4. I dati certificati Auditel parlano chiaro: Media Nord-Est è al primo posto per ascolto medio, seguita dalla lombarda Mediapason, realtà partecipata per il 20% sempre da Media Nord-Est. Terzo il gruppo di Telenorba. Antenna 3 con 475.000 telespettatori cresce ulteriormente, macinando un nuovo primato e staccando nettamente la concorrenza. La cronaca, l'attualità, la politica. A Nord-Est oltre 1 milione di persone ci sceglie ogni giorno, anche in estate, anche dai luoghi di villeggiatura, un legame indissolubile che non va in vacanza e che anzi, grazie a voi, si rinsalda ogni giorno. Telegiornale di Venezia di Antenna 3 si conclude qui. Nell'augurarvi un buon proseguimento di serata vi lasciamo alle previsioni del tempo e quindi all'edizione di Treviso. Arrivederci.